Io mi sono scocciato del traffico, mi sono scocciato dell'immondizia in mezzo alla strada e di vedere questa città che muore piano piano. Vorrei vedere una Napoli che potesse rinascere, poter passeggiare con mio figlio senza aver paura di essere scippato o di non trovare più la macchina al ritorno. Mi sono scocciato di tutto, della cattiva amministrazione, delle sporcizie che c'è nella città e dell'inciviltà. Siamo scocciati proprio perché siamo amministrati male, ecco. E non si fa niente, si fanno solo chiacchiere, solo chiacchiere. Mi sono scocciata che non si trova lavoro, prima di tutto. Sono disoccupata da più di 15 anni. Ci siamo scocciati proprio del servizio di chi ci governa. Non ci sono buoni collegamenti per raggiungere la stazione di Napoli Centrale con i punti clou della città, quindi insomma un punto proprio di organizzazione. E io dico che non funziona niente, mi dispiace dirlo perché da napoletano vorrei che funzionasse tutto bene, però io ci credo ancora, quindi dobbiamo auspicare che queste nostre preghiere vengono raccolte da chi deve eventualmente pensare a fare in modo che le cose funzionino bene. Mi sono scocciato di brutta gente, persone con le quali non si può avere a che fare, lavorativamente, socialmente, sotto tutti i punti di vista. Quello che sta succedendo di questi ragazzi che vengono ammazzati. Penso che è una cosa che stiamo vivendo tutti quanti, no? Del degrado morale, sociale e poi ambientale. Io di tutto perché sono vecchia, mi sono scocciata di tutto. Le buche principalmente perché io non posso camminare, c'ho col bastone, quindi ci siamo scocciati molto di tante cose.